Kiwi 6,5. Fanno bene alla salute, sono italiani e forniscono il giusto apporto quotidiano di vitamina C, ottimi in Macedonia con le fragole. Agretti 6,5. Insolite verdure primaverili da portare in tavola lessate brevemente e condite con un po' di olio di oliva e limone, da acquistare. Arance 6. La Sicilia continua a produrre ottime arance da tavola o da spremuta, sono buoni anche gli arrivi dalla Spagna. Asparagi 6. Presenza di asparagi bianchi e verdi, ottima la qualità per entrambe le varietà, prodotto quasi esclusivamente veneto. Cipolle fresche 7. Ottime le cipolle fresche, da affettare e consumare nelle prime insalatone di stagione per portare in tavola i sapori primaverili. Crucifere 7. Sono ormai alla fine della stagione, ma broccoli e cavoli ci regalano ancora ottimi sapori e buona qualità. Finocchi 6,5. Da consumare crudi in pinzimonio o cotti brevemente al vapore. I finocchi del centro-sud Italia sono saporitissimi, portateli in tavola. Fragole 6. Con il loro colore acceso e la forma ammiccante, le fragole invitano all'acquisto. Chiedete consiglio al vostro fruttivendolo sulle varietà. Insalatine 7. Rucola, valerianella, spinacino, radicchietto, cicorino, insalatina. Varietà per tutti i gusti, all'insegna della freschezza. Lattughe 7. Gentile, cappuccia e brasiliana sono il simbolo della freschezza della primavera. Prevale la qualità della produzione veneta. Pomodori 6,5. Ottimi pomodori siciliani, eccellenza in sapidità nelle varietà merinda, ottimi anche i ciliegini, datterini e cuor di bue. Radicchi 6. Ultime battute per il radicchio tardivo, ottimo il verdon da Cortel nel pieno della produzione, squisito insieme alla cipolla fresca. È difficile associare un unico colore alla primavera, ma pensando al picnic e alle prime gite all'aria aperta, ecco che domina il verde dell'erba nuova, delle foglie appena dischiuse e di tutte quelle verdure, in primis le erbette spontanee e selvatiche, che la natura ci offre in questo inizio di stagione. Il verde è infatti il colore per eccellenza degli ortaggi, ricchi di clorofilla e di carotenoidi, indispensabili a molte funzioni dell'organismo e utili nella prevenzione di tumori e malattie cardiovascolari. L'ortofrutta verde di questo periodo è la più diversificata rispetto al resto dell'anno. Trionfano tutte le verdure giunte alla fine della stagionalità invernale, ma ancora buone in qualità e gusto. In primis le crucifere, con il broccolo, le cime di rapa e il cavolo romanesco, verdissimi e ricchi di antiossidanti. Anche le biete e le cicorie del sud Italia sono verso la fine della loro stagionalità invernale, ma a breve arriveranno le primizie venete di Lusia e del Cavallino. Ultime battute anche per gli spinaci da Lesso e per i carciofi dalle mamme romane ai terum toscani. Vengono poi tutte le primizie primaverili di colore verde, gli asparagi, a cui però è opportuno prestare attenzione in fase di acquisto dal momento che molti arrivano dall'estero, gli agretti, conosciuti anche come barbe di frate, ricchissimi di ferro, le zucchine di Latina, praticamente presenti 365 giorni all'anno, e le siciliane, nel pieno della loro stagionalità, i piselli, vere primizie dal sud Italia, i fagiolini, esteri per il momento, ma pronti a maturare anche nelle coltivazioni italiane per fine mese. Acquistare informati si conclude qui. Maggiori approfondimenti domani sul Gazzettino di Treviso.